la registrazione, così poi anche i vostri colleghi, quelli che non sono riusciti ad essere oggi collegati, possono sentire le cose che ci diciamo, insomma, e usufruire di questo momento. Questo pomeriggio sarà articolato in questo modo: avremo dei saluti istituzionali, perché voi sapete che questo progetto, il mio amico canale, fa parte di un grande contenitore che si chiama Acqua, Ambiente e Territorio, che a sua volta è inserito in un protocollo d'intesa che Ambiveneto ha siglato assieme alla Regione del Veneto, l'assessorato di istruzione, e all'ufficio scolastico regionale, che sono i due partner di quei nostri partner di questo grande progetto. In collegamento abbiamo per rappresentare la Regione il direttore dell'istruzione e formazione, dell'area istruzione e formazione della Regione Veneto, il dottor Massimo Marzano, e per quanto riguarda l'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Giorgia Menditto. Chiedo al dottor Marzano di fare un saluto agli insegnanti. Questa mattina avevamo anche i ragazzi, oggi invece abbiamo solo gli insegnanti, soltanto gli insegnanti collegati, ma sono tutti insegnanti che parteciperanno ai laboratori in classe che realizzeremo come Ambiveneto. Prego, direttore. Sì, buonasera a tutti. Intanto benvenuti in questo progetto a tutti gli insegnanti che hanno deciso di partecipare, perché ritengo che sia peraltro un'attività che darà a voi molte soddisfazioni. Questa per noi è la terza annualità che facciamo assieme ad Ambi. Ambi però ha la paternità completa della programmazione, della progettazione, dell'esecuzione poi di tutte le attività che svolgono, con il supporto dell'ufficio scolastico regionale, che anch'esso è partner nostro fin dall'inizio del progetto. Io ho visto le edizioni precedenti e quali sono stati i risultati delle edizioni precedenti, e quello che ha convinto la giunta regionale a proseguire anche con la terza annualità è proprio la qualità dell'attività che viene svolta. La qualità dell'attività che viene svolta e anche il tema che viene trattato, che è un tema molto legato al territorio veneto, alla storia del Veneto, anche antica storia del Veneto, anche a partire fin dalla Serenissima, e alla grande attività che c'è costante nell'ambito della bonifica, dei consorzi bonifica, per consentire al Veneto di essere quello che è. Sono delle realtà che non sono sempre sufficientemente conosciute. È importante che fin dai bambini delle elementari abbiano consapevolezza di queste realtà, e cosa che può poi essere un buon viatico e uno stimolo anche per quelli che sono le scelte di studio successive. Una volta fatta la primaria di primo grado, secondaria di primo grado, le scelte poi dell'istituto superiore può essere guidato anche da questa esperienza. Io porto i saluti anche dell'assessore Elena Donazzari e della giunta regionale, che ha ritenuto appunto di continuare a sostenere questa progettualità, e vi auguro a tutti un buon lavoro, anche perché ce ne sarà parecchio, ma sarà molto divertente a mio avviso. Grazie e buon lavoro. Grazie direttore, noi ringraziamo la Regione perché il direttore Marzano l'ha detto, insomma è un gruppo di lavoro, ma la Regione ci crede e in cofinanziamento con Ambi sostiene questo progetto e rende possibile lavorare con le scuole primarie in presenza, ma poi anche con le scuole secondarie di primo e secondo grado, proprio nell'ottica di accompagnare, gettando un piccolo seme con il mio amico canale, con i bambini delle elementari, per poi che questo seme possa crescere e diventare qualcosa di importante per il proseguo degli studi, di un percorso di studi sulla conoscenza di questi temi che poi oggi, dei quali parleremo oggi e che vi racconteremo. Lascio la parola alla dottoressa Giorgia Mendito dell'Ufficio Scolastico Regionale, che è anche membro del comitato tecnico creato appunto con il protocollo d'intesa che vi dicevo prima,
ed è per noi uno strumento utile per programmare, per migliorare i laboratori, per interfacciarci continuamente con i nostri partner e cercare di darvi delle risposte a livello didattico e di servizio il migliore possibile. Prego, dottoressa. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare i docenti presenti e ringraziarli non solo per la presenza di oggi, ma anche per l'adesione a questo progetto, un progetto alquanto significativo per appunto la tematica che tratta, convinta del fatto che alcuni valori vanno trasmessi proprio sin dalla tenera età. Quindi rivolgere un progetto di questo tipo alla scuola primaria vuol dire sensibilizzare sin da piccoli gli studenti a una tematica così importante come appunto futuri cittadini del domani. È importante che sviluppino proprio le competenze richieste anche dall'insegnamento di educazione civica proprio dai primi anni sui banchi di scuola. Vi porto inoltre i saluti del direttore generale, il dottor Marco Bussetti, e della dirigente dottoressa Angela Riggio, che non possono purtroppo partecipare a questo incontro per altri impegni istituzionali, ma che credono in questo progetto, ed è il motivo per cui naturalmente è stato siglato il protocollo d'intesa insieme alla Regione e appunto ad Ambi Veneto. E il nostro è un apporto soprattutto di tipo didattico, e quindi facciamo parte del comitato tecnico scientifico proprio per un confronto tra le parti sull'efficacia dell'offerta formativa. E grazie a voi che la proposta viene anche modificata di anno in anno, in quanto viene chiesto ai partecipanti ogni anno la compilazione di un monitoraggio al termine del progetto, che permette appunto di mettere in evidenza i punti di forza ma anche i punti di criticità, proprio che permettano di migliorare l'offerta formativa per l'anno scolastico successivo. Quindi vi invito poi ad esprimere osservazioni sia in itinere che nel monitoraggio finale, per far sì che si possa naturalmente migliorare questa offerta formativa. Io vi ringrazio ancora per la partecipazione, mi scuso sin da ora ma non potrò partecipare all'evento per altro impegno, ma vi saluto e come ufficio scolastico regionale siamo naturalmente a disposizione. Grazie. Grazie, dottoressa Menditto. Volevo appunto anch'io unirmi ai ringraziamenti a voi insegnanti, perché appunto come diceva la dottoressa Menditto è importante, siete coloro con i quali ci interfacciamo per primi, prima di arrivare in classe, no? Ci conosciamo, magari per mail, per comunicazioni, noi poi se avete qualsiasi esigenza potete telefonarci ad Ambi, noi ci siamo in sostanza, quindi non vi abbandoniamo durante il percorso. Dovete capire anche che la costruzione di 22 laboratori in tutto il Veneto, con la costruzione dei calendari e quant'altro, è una costruzione un po' complessa e richiede magari anche del formalismo, se vogliamo, nelle risposte, nell'invio delle mail, che sono il primo modo di approccio che abbiamo con voi. E quindi capite se ogni tanto facciamo delle richieste, insomma, ma ho visto che avete accolto le nostre modifiche, le nostre richieste di modifica, magari i calendari e quant'altro che abbiamo concordato insieme, siete stati gentilissimi e disponibili, vi ringrazio anche di questo. Io personalmente, insieme a Diana Mantegazza, che è collegata, lei è la responsabile sarà responsabile di alcuni laboratori didattici appunto che farete, è una formatrice che collabora con noi a Ambivento, ma anche un'esperta in linguaggi mediali e multimediali. Ci sarò anch'io a fare i laboratori in classe, quindi avrete come riferimento me e Diana poi direttamente sul campo, oltre a vederci qui impegnati nella formazione e quant'altro, ma ci vedrete anche poi in classe. Vedrete in classe, non tutti, ma alcuni, insomma, in base agli impegni, anche Filippo Moretto, che è il nostro centro studi, il centro studi di Ambi Veneto, e che seguirà e ci ha aiutato a creare tutta una serie di prospetti tematici e elaborazioni anche dei temi che poi noi cercheremo di declinare in base alla scolarizzazione dei bambini in classe. Quello che vedrete oggi è qualcosa rivolto a voi. Naturalmente noi spiegheremo queste cose ai bambini in maniera meno complessa, più facile e più diretta.
una delle parti importanti del percorso sarà anche un'uscita sul territorio in cui le cose che noi vi raccontiamo e vi mostriamo durante il laboratorio lo potrete vedere anche direttamente sul campo. Ci andremo a visitare un canale, andremo a capire come funziona, andremo a capire quali sono gli interventi che faranno i consorzi. A proposito di questi temi, di quello che fanno i consorzi di bonifica, Filippo Moretto vi accompagnerà adesso in una, insomma, breve, ma ci vuole un po' di tempo, insomma, dovete avere un po' di pazienza perché sono tanti i temi, ma trattazione appunto di quello che sono in grado di fare i consorzi, di come si muovono sul territorio, anche per darvi dei parametri. Poi vedrete nel corso della presentazione, vi spiegherò anche dei materiali che abbiamo creato utili per voi insegnanti per tenervi, se vogliamo, aggiornati rispetto ai temi e per poterli approfondire in altro modo, ma ci arriverò in un secondo momento. Quindi lascio la parola a Filippo e lo ringrazio anticipatamente. Insomma. Grazie Filippo, vado in condivisione dello schermo intanto. Grazie Tommaso, grazie a tutti, grazie all'ufficio scolastico, grazie alla Regione e grazie a voi che siete qui ad ascoltare queste cose che ci teniamo davvero tanto a proporre. Ci sono tanti modi per approcciare questa tematica che è anche molto, molto generale ed è costitutiva del territorio in cui viviamo. Noi da un po' di tempo a questa parte partiamo dal cambiamento climatico. Se ne sente parlare tanto, sta anche diventando abbastanza noioso, devo dire, parlare di cambiamento climatico perché ogni volta ci troviamo a dire che quello che è appena trascorso è l'anno più caldo da quando registriamo i dati. E quindi dovremmo trovare una modalità più che ci tenga anche a noi un po' più vivi perché, scherzi a parte, insomma, questa della temperatura che aumenta è davvero un grosso problema ed è un grosso problema soprattutto poi per la gestione dell'acqua che è quello che ci interessa di più. Se guardiamo infatti a un po' lo scenario climatico, vediamo che ci stiamo ormai diciamo, consolidando su un periodo estivo che diventa molto più lungo di quello che convenzionalmente viene chiamato estate. Ricordo che l'estate meteorologica sono i mesi di giugno, luglio, agosto, questi 3 mesi. In realtà ormai tutto maggio e tutto settembre, per non dire ottobre, stanno diventando a tutti gli effetti mesi estivi con ondate di calore, con scarsità di precipitazioni e quindi insomma andiamo verso un'estate che dura, si spalma su almeno 5 mesi. Di contro, quello che vediamo è anche il fatto che i temporali sono sempre più concentrati e a fronte di soprattutto qui nel Veneto, cerco di contestualizzare un po' questo argomento, abbiamo una piovosità che non ha subito grandi variazioni in termini quantitativi, tuttavia ha subito una variazione nel numero di giorni piovosi, cioè in pochi giorni viene la pioggia che doveva venire in 2 o 3 mesi. E questo crea ovviamente un grosso problema, soprattutto per quelle infrastrutture come quelle idriche, che hanno invece bisogno di un tempo di respiro molto più lungo per essere ammodernate, cambiate, gestite. Quindi anche la progettazione è sotto davvero una grave morsa. E questa slide invece, diciamo così, vuole dare un po' anche una motivazione perché, diciamo così, dobbiamo un po' anche contestualizzare quelle che sono le problematiche. Sappiamo tutti del cambiamento climatico, c'è una quota di anidride carbonica che è naturale in atmosfera e per fortuna che c'è perché altrimenti non avremmo un clima così temperato, avremmo un clima più simile a quello di Marte e questa però quantità di anidride carbonica naturale è in un costante equilibrio dato lo scambio di assorbimento e cessione che avviene con i grandi comparti della Terra, con i mari e gli oceani, col suolo che è un grande serbatoio di CO2 e ovviamente con le piante che, come sappiamo, rendono possibile anche poi la respirazione. Da dove viene il problema del cambiamento climatico? Il problema del cambiamento climatico viene dal fatto che i sistemi antropici hanno aggiunto una variabile, cioè hanno aggiunto
in ingresso una quota aggiuntiva che non sta in equilibrio con nulla di quello che abbiamo visto prima. E questa quota, seppur piccola rispetto al totale, continua ad accumularsi anno dopo anno. Sappiamo che la CO2 per essere assorbita ha bisogno di qualche secolo. Ecco che c'è una quota sempre maggiore di CO2 che si accumula in atmosfera. Sappiamo che nel giro di neanche un secolo siamo passati siamo stati vicini a raddoppiare quasi la quota di CO2 presente in atmosfera, e questo ci crea appunto dei gravi problemi. Gravi problemi che sono relativi al fatto che aumenta la temperatura. Sappiamo che ormai andiamo verso il grado e mezzo di temperatura media, eh, di aumento della temperatura media mondiale, e il Mediterraneo, casa nostra, è uno degli hotspot di questo cambiamento. Qui si percepisce di più, qui già ci incamminiamo verso i 2 gradi di aumento, stante l'inerzia che ha questo grande sistema climatico. Questo vuol dire che per ogni grado di temperatura l'atmosfera, cioè l'aria che ci circonda, è in grado di contenere come un serbatoio il 7% in più di umidità. Umidità che ruba principalmente al suolo, in primo luogo, quindi impoverisce di acqua il suolo, trasferendo l'umidità nell'aria che ha più spazio per contenerla stante l'aumento di temperatura, e questa umidità poi è quella che si scarica e genera quei temporali molto violenti quando una massa d'aria più fredda entra nel sistema climatico, sistema meteorologico, e si generano queste cosiddette bombe d'acqua. Quindi, non so, per esempio l'Emilia-Romagna, in 3 giorni, spalmati in un arco di 15 giorni, sono venute le precipitazioni di 10 mesi, cioè che sarebbero venute in 10 mesi normali. Ecco che quindi abbiamo tutta la possibilità di dire che le opere idrauliche sono inadeguate, ma capite bene che stiamo parlando di sistemi davvero in disequilibrio rispetto a quello che conoscevamo. E come dicevo prima, no, scusa, lascia pure un attimo. Come dicevo prima, l'aumento di temperatura si esplica poi in estate con gli effetti cosiddetti caldo secchi, cioè ondata di calore misto a siccità, non piove e fa caldissimo, e poi inverni miti, che per quello che ci riguarda è uno dei problemi peggiori, perché impatta sulla quantità di neve che scende dal cielo, perché ovviamente anche in caso di precipitazioni, se c'è caldo, piove e non nevica, e la neve invece è un bel serbatoio d'acqua che a lento rilascio impregna molto bene i sistemi ambientali, le falde, al momento del disgelo, ed è quello che permette di continuare ad avere un approvvigionamento idrico in estate. La neve, sappiamo bene, è sempre meno. Insomma, chi di voi va a sciare quest'anno, insomma, già qualcosa è arrivato, ma fino a poco prima di Natale neve non ce n'era. Natale è stato il giorno più caldo del mese, quindi vediamo bene, insomma, che ci sono delle difficoltà, e che non sono solo sulla neve stagionale, vai pure Tommaso, bensì anche sulle nevi perenni. Leggevo tra l'altro uno studio qualche settimana fa che, oltre a portare ulteriori prove del contributo antropico al cambiamento climatico, faceva vedere come in tutti quei posti in cui la temperatura media invernale, cioè dei 3 mesi che ci dicevamo prima, sta sopra i meno 8 gradi, beh, ecco, in tutti questi posti c'è un concreto rischio di perdita delle nevi perenni e di uno scioglimento molto più accentuato rispetto a quello che avveniva prima, al momento dell'arrivo della primavera. Quindi una primavera che aggredisce molto di più i ghiacciai nel momento in cui la temperatura si alza, in tutti quei posti in cui la temperatura non è stata inferiore ai meno 8 gradi durante l'inverno. Scioglimento dei ghiacciai chiama innalzamento dei mari, ovviamente, no? Soprattutto poi nell'emisfero nord, dove i ghiacciai sono appoggiati a terra e non sono come in Antartide parte del sistema idrico, diciamo. E
innalzamento che non ci preoccupa tanto qui, perlomeno qui in Veneto, in termini di allagamento, quanto poi in difficoltà di scolo. Ecco, dal punto di vista dell'allagamento certo ci saranno dei problemi, però negli anni sono stati anche costruiti degli argini a mare che chiudono il Veneto come una scatola. Magari in pochi lo sanno, ma in realtà il sistema funziona così. E il problema è che ad un mare più alto corrisponde una difficoltà del fiume di scaricare l'acqua, perché più il mare ha forza e più fatica fa il fiume ad imporsi, a vincere, a portare fuori le acque. Un po' come quando c'è scirocco, no? In Laguna di Venezia, le acque non defluiscono perché il mare spinge e si ha il fenomeno dell'acqua alta. Questo è quello che potrà succedere con diciamo, con l'innalzamento dei mari, una difficoltà molto grande di scolare l'acqua. E vedremo dopo che questa è una grande difficoltà, perché il Veneto già di suo ha un problema nello scolo delle acque. Quindi questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza, ce la siamo detti, o terza, adesso forse sì, è la terza conseguenza, è la siccità. Questa è una foto che ho fatto io nel 2002, è un campo di mais, anche se sembrano sterpaglie, è un campo di mais arso dal sole di luglio nel 2022. E non pioveva da mesi, non c'era stata neve invernale sulle Alpi orientali e questo è stato il risultato. Poca acqua, approvvigionamento davvero difficile e qui stiamo già parlando di un contesto in cui comunque in qualche modo si cercava di garantire l'irrigazione, però è ovvio che in tutti quei posti più distanti o più marginali le conseguenze sono state queste, la perdita quasi totale del raccolto e l'impoverimento dei sistemi ecologici, perché poi vedremo che l'acqua in campagna non è solo agricoltura, è tante cose. Un'altra conseguenza, ce lo siamo detti prima, sono gli eventi atmosferici estremi che poi, non mi dilungo, insomma, abbiamo già parlato, che si scontrano però con il contesto regionale, perché si potrebbe rischiare di aver voglia di dare tutta la colpa al cambiamento climatico. In realtà ci sono anche delle cause concomitanti, una di carattere naturale, vai pure Tommaso, e una di carattere invece antropico che magnificano, no? Aumentano l'effetto di questo cambiamento climatico. La geomorfologia, come dicevamo prima, nella prossima slide vediamo un attimo l'altimetria del Veneto, quanto è critica, e l'urbanizzazione. L'urbanizzazione, lasciatemi aggiungere l'aggettivo selvaggia. Tira pure, Tommaso. Se voi guardate la cartina di sinistra dove ci sono città e infrastrutture principali, con la cartina di destra che mostra l'altimetria del Veneto, vedete che Houston abbiamo un problema. Perché abbiamo un problema? Perché tutta quella zona rossa che vedete si trova sotto il livello del mare, cioè sotto lo zero idrometrico. E quella più arancione, diciamo così, è a livello del mare. Vedete che arriviamo alle porte di Padova. Padova stessa ha delle zone che sono a 2 metri sul livello del mare, per esempio Prato della Valle, e alle spalle ha per un altro problema il fiume Brenta che a Limena fa più 12 metri sul livello del mare. Quindi diciamo c'è una zona di transizione, anzi c'è una zona rossa che è tutta sotto il livello del mare e lì l'acqua non se ne andrà mai da sola. Lì l'acqua bisogna prenderla e pomparla fuori come quando si allaga la cantina. Le parti più basse l'acqua non evapora da sola, insomma, se no lo fa in tempi molto lunghi. E quindi bisogna buttarla fuori forzatamente e vedremo come. Nelle altre zone c'è un rischio di alluvione legato alla gestione fluviale che ha le sue variabili e le sue incognite. Vai pure, Tommaso. L'altra variabile è l'urbanizzazione, perché se noi in un contesto già così critico mettiamo il fatto che ogni anno un migliaio, l'equivalente in superficie di un migliaio di campi da calcio se ne va per urbanizzazione e cementificazione, abbiamo che l'acqua che piove sul territorio non si infiltra, scorre via
e soprattutto dove? Nelle zone più critiche, nelle zone abitate. Quindi abbiamo, diciamo, l'urbanizzazione aumenta, magnifica, crea un problema ulteriore rispetto alla tendenza climatica e alla tendenza geomorfologica, che sarebbero già due problemi molto seri. Tanto per capirci, guardate questa immagine, diciamo, relativa alla Stella, insomma, al quartiere San Carlo di Padova. Qui siamo subito dopo la guerra. Quello è un campo da calcio, più vicino dove c'è scritto San Carlo c'è la chiesa. Vedete una canaletta, un piccolo scolo che serviva a portare fuori le acque o a portarle, perché vedete che il contesto è nettamente agricolo, quindi d'inverno probabilmente quella canaletta faceva il mestiere di portare via l'acqua e d'estate invece probabilmente serviva a pescare l'acqua da lì per darla da bere alle piante che venivano coltivate in quei campi. Ecco, a 50 anni di distanza, e questo termine non ci deve sorprendere, questo lasso temporale, la situazione è questa, in cui l'urbanizzazione ha davvero preso il sopravvento, ha stravolto l'equilibrio idrologico e non solo, ecologico anche di quel territorio, creando un'urbanizzazione diffusa e quindi un'impermeabilizzazione delle superfici e costruendo laddove anche forse era meglio non costruire, perché vedete che quella canaletta è diventata una strada e sicuramente non fa più il lavoro di portare dentro e fuori gente, ma non dentro e fuori acqua. E questo è evidentemente un grave problema. Ma tra l'altro c'è anche un altro problema che non è in questa slide, ma è bello da raccontare. L'urbanizzazione in questi luoghi è spesso avvenuta a scapito della montagna, dove invece assistiamo all'effetto contrario. Se avessimo la possibilità di vedere una foto degli anni 50, della montagna degli anni 50 e della montagna oggi, negli anni 50 vedremo dei terrazzamenti con poche case attorno e al di là delle case un bosco. Oggi vedremo invece un bosco diffuso su tutta la montagna, dove i terrazzamenti sono spariti, alberi che arrivano in prossimità delle case, e sappiamo i problemi di lupi e quant'altro che girano, urbanizzazione che si è estesa invece verso la pianura, laddove prima c'era un bosco, e un disequilibrio ovviamente anche in questo caso dei versanti, della situazione idraulica di questi territori. Ecco quindi che diciamo, questo piccolo ritratto, no, di 100 anni di storia o anche meno, no, corrisponde a quella che viene chiamata la grande accelerazione. Sappiamo che negli anni 50, dagli anni 50 e in particolar modo poi dagli anni 80 in avanti, c'è stata una cosiddetta grande accelerazione di tutti i sistemi economici, produttivi, demografici, e anche poi ambientali, ma in senso negativo, di impatto sui comparti ambientali, di tutti questi settori. Insomma, una grande accelerazione. Cosa vuol dire? Che banalmente quel bell'indicatore, il numero di McDonald's, lo vediamo esplodere negli anni 80, no? Piuttosto che il numero di auto, il numero di case, il numero di industrie, il PIL, il numero di persone presenti a livello planetario, ma a livello italiano, a livello di regione. C'è proprio un'esplosione, un proliferare delle nostre attività che impatta sui sistemi ambientali. Ecco allora che ci sono tre gambe, no, dei consorzi di bonifica, due storiche e una che abbiamo scoperto facendo le altre due. Io cambio un attimo l'ordine. Sicurezza idraulica prima di tutto, perché ovviamente se sono sotto acqua non posso pensare ad altro e devo solo salvarmi. Irrigazione, cioè cos'è l'irrigazione? È l'azione di portare l'acqua sul territorio. Qual è il fine dell'irrigazione? Quello di produrre cibo, ma per arrivare dalla fonte, che può essere un fiume o può essere un lago, per arrivare alla campagna, io devo attraversare il territorio e attraversando quel territorio creo un sistema ambientale, un sistema ecologico a tutti gli effetti, riconosciuto
vengono chiamati agroecosistemi o agrosistemi irrigui. E questo genere, abbiamo fatto uno studio qui in Veneto, abbiamo mappato e monitorato tutti i cosiddetti servizi ecosistemici, ovvero quello che di positivo ci dà un ecosistema, anche se ci pensate, no? Qui la cosa è un po' tricky, come dicono in inglese, nel senso, questi sono ecosistemi antropici, non esistevano in natura. La pianura padana, possiamo anche pensarla in epoca storica, prima dei Romani, poi dopo nel Medioevo c'è stata una ripresa del rimboschimento, dopo il Medioevo si è disboscato ancora, fino a poi arrivare agli anni recenti in cui si è fatto fuori quasi tutto. Diciamo che la pianura padana la potevamo pensare come l'Amazzonia, una grande pianura alluvionale piena di alberi, che poi è stata un po' alla volta convertita a una, una pianura abitabile, una pianura non solo abitabile ma feconda, in cui l'agricoltura ha preso grande spazio e dà dei frutti magnifici, anche in termini di ricchezza, anche in termini occupazionali e anche in termini di, come abbiamo visto qui, ecologici, perché di fatto è stato creato un ecosistema che ormai è millenario e che esplica, come tutti gli ecosistemi, dei servizi ecosistemici positivi alla collettività, e poi ne vedremo magari qualcuno. Ecco, queste tre gambe, quindi sicurezza idraulica, irrigazione e nel mentre è venuto fuori l'ambiente, non ci siamo accorti che c'era la parte ambientale, sono le tre gambe su cui si fondano degli enti che si chiamano consorzi di bonifica. Che cosa sono i consorzi di bonifica e perché si chiamano anche consorzi? I consorzi sono delle aggregazioni, consorzio, no? Di persone che nascevano come privati, perché tantissimi, e ancora oggi esistono dei consorzi privati, eh, legati a proprietari terrieri che si auto-organizzavano per gestire l'acqua, o nel senso di scolarla o nel senso di farla arrivare per l'agricoltura. Quindi nascevano queste aggregazioni che lo Stato poi ha riconosciuto e solo in un secondo momento, vista diciamo, il servizio pubblico che rendevano, li ha tramutati in enti pubblici, ancorché, diciamo così, enti pubblici economici, con un tecnicismo, nel senso che sono enti pubblici che hanno un proprio bilancio, che non dipendono dalla finanza dello Stato, bensì dai tributi che ogni singolo consorziato versa al consorzio. Il consorziato chi è? Non è la collettività indistinta, bensì il proprietario di immobili, siano essi case o terreni. Quindi diciamo un'architettura un po' strana rispetto agli enti pubblici classici che ci capita di incontrare, ma che ha un forte radicamento storico e un forte senso di identità, perché noi ce lo sentiamo addosso questa appartenenza. Ambi Veneto, cioè coloro i quali vi stanno parlando, sono un'associazione, è previsto per legge che esista questa associazione sia a livello nazionale che poi, quando sono nate le regioni, a livello regionale. Questa associazione associa, coordina i 10 più 1 consorzi di bonifica del Veneto, vai pure Tommaso, che vedete si estendono su tutta la parte non montana del territorio, dalla provincia di Verona, Rovigo, Delta del Po, la parte padovana divisa in alta e bassa, veronese vicentina, per arrivare poi verso la parte padovana trevigiana e infine la parte orientale del Veneto orientale. Dicevo, ci sono 10 consorzi più uno deputato alla gestione di un canale irriguo, che è il canale Leb, che prende le acque, anche questa è una cosa un po' strana se ci pensiamo, prende le acque dal fiume Adige a Belfiore, nella zona veronese, e le recapita a Padova, vicino a Padova, in Bacchiglione, in un altro fiume, quindi mette in collegamento questi due fiumi e mentre fa questa strada fornisce acqua a tutte le utenze agricole che hanno bisogno di acqua per l'irrigazione nel percorso.
E è un'opera importantissima per i nostri territori che, diciamo, porta acqua laddove ce n'era davvero poca. Abbiamo riproposto questa immagine perché la riteniamo significativa, vedete, si vede meglio forse rispetto a quello che vedevamo prima. Tutti quei puntini verdi sono delle idrovore che, vedremo poi, servono per pescare l'acqua e buttarla da un'altra parte, no? Per prenderla e portarla via dai posti in cui farebbe dei danni. Quelle idrovore, che sono 400 in Veneto, sono circa la metà di quelle che sono presenti in tutta Italia. Perché sono la metà? Perché è evidente quello che vedevamo prima, no? Il Veneto è una regione che ha una conformazione fortemente allagabile e quindi se non vogliamo trovarci con l'acqua ai piedi, dobbiamo avere dei sistemi per portarla via. Spegnendo queste idrovore, nel giro di 2 settimane tutta la parte rossa sarebbe allagata e alle porte di Padova ci sarebbe il mare. Diciamo, forse potremmo spostare la spiaggia dal Vignasego. Così per fare una battuta, insomma. Ma come si fa a far funzionare queste idrovore? Queste idrovore devono pescare da qualche punto. Questo punto sono dei canali che, diciamo così, vengono scavati sul territorio, sono stati scavati a Badile la gran parte. E infatti ci sono delle belle foto nei consorzi più storici, ci sono delle belle foto dello stato di avanzamento dei lavori, in cui si vedeva che man mano che si andava avanti il fondo del canale si abbassava dell'altezza di un badile, proprio perché no, c'era questa professione del badilante che doveva scavare un po' alla volta il fondo di questi canali. Quindi anche la rete idraulica che vediamo attorno, molti dei fiumi che noi consideriamo fiumi, in realtà sono canali scavati dall'uomo. E questi canali si estendono per una lunghezza di 26.000 km, quindi non proprio uno solo, insomma. Questi canali fungono da catino a tutti gli effetti, no? Abbassano il livello del terreno, l'acqua per gravità ci finisce dentro e questi canali prendono l'acqua e la portano alle idrovore. Le idrovore cosa fanno? La pescano e la mettono in qualche altra rete che le condurrà al mare. Per fare questo servono quei 26.000 km di canali e sostanzialmente 300.000 campi da calcio sono sotto il livello del mare in Veneto. Campi da calcio ovviamente come superficie, non come impianto sportivo. Vai Tommaso. E quindi vediamo un po' degli scenari. Cosa succede quando piove poco? E questo è l'Adige, l'Adige nel 2017, quando si poteva passare a piedi. Cambia pure, Tommaso. Succede che ci sono dei gravi problemi. Ci sono dei gravi problemi per il fiume, perché immaginate i pesci che stanno lì dentro. Ci sono dei gravi problemi per gli ecosistemi, perché se non c'è acqua nei fiumi, non c'è acqua nel territorio. E invece sappiamo che il territorio noi lo vediamo quando apriamo la finestra in buona parte del Veneto, vediamo verde e non vediamo marrone come possiamo vedere in Israele o in Marocco o in altre parti comunque molto vicine a noi. Perché? Perché c'è questa opera di cui abbiamo parlato, questo fatto di prendere l'acqua da fiumi e laghi, di portarla da qualche altra parte per, diciamo, inizialmente per l'agricoltura e poi si è visto che generavamo un paesaggio. Quando piove poco, comunque l'irrigazione va garantita perché diciamo, ne va della tenuta del sistema agricolo e anche economico di una regione. L'agricoltura è ciò su cui si fonda tutto il resto, no? Sappiamo che gli insediamenti umani sono principalmente, in prima battuta, diciamo così, agricoli e poi dopo arriva il resto. Se viene meno l'agricoltura ci sono grossi problemi e credetemi, non ho il tempo di approfondire, ma anche in vista della mitigazione del cambiamento climatico e poi dell'adattamento, l'agricoltura ha un grande ruolo da spendere, molto più grande di quello che si pensi e molto più grande di quello che viene descritto dai media. Non è la giornata di oggi che serve per parlare di questo. Però ecco, vi facciamo vedere che esistono territorio per territorio delle situazioni sartoriali di irrigazione, perché anche la disponibilità d'acqua è molto diversa territorio per territorio e anche la capacità che ha quel terreno di trattenere l'acqua. E quindi se pensiamo di irrigare la zona pedemontana come irrighiamo la zona del Tizia,
facciamo un grave errore, perché nella zona del Tis abbiamo un'argilla che ci dà una mano a tenere l'acqua, anche se ne abbiamo poca, lì ce n'è molta meno. Nella zona pedemontana abbiamo tanta acqua, ma abbiamo un suolo ghiaioso che non ne trattiene neanche un po', e allora abbiamo soluzioni come quella a sinistra, dove purtroppo la dotazione irrigua deve essere maggiore. Ma è interessante notare come nelle zone delle risaie, per esempio, che stanno sopra la linea delle risorgive, quest'acqua non fa altro che ricaricare la falda e far uscire quell'acqua più a valle, riempiendo fiumi e canali ed essendo presente sul territorio, quindi generando ambiente, generando ecosistema. Ma stavo dimenticando poi qual è il fine, no, dell'irrigazione. Il fine dell'irrigazione è creare cibo sano, coltivare cibo sano. E senza l'acqua il cibo non è sano, perché, vai pure Tommaso, un cibo non irrigato, irrigato male o irrigato poco, è molto suscettibile alle malattie di tutti i tipi, parassiti, funghi, micotossine e quant'altro che sentiamo anche nei media e che tante volte sono addirittura hanno effetti molto nocivi per la salute. Questo quando piove poco, ma quando piove molto non è che andiamo tanto meglio. Ci sono delle difficoltà perché l'acqua è sempre pronta a riprendersi il suo spazio. E questo indipendentemente anche tante volte dall'azione che viene svolta, perché vediamo c'è una concentrazione di piogge che, diciamo così, mette alla frusta i sistemi progettati in un'epoca diversa da questa, insomma c'è poco da dire. E questa immagine, quella di prima, la riproponiamo, ma diciamo che mi sono dilungato prima e quindi ve la risparmio adesso, e se non per farvi vedere come funziona poi un impianto idrovoro. Come dicevamo, servono dei canali che stiano più bassi del livello del suolo e che vengano così alimentati per gravità dall'acqua che altrimenti ristagnerebbe. Poi dopo l'impianto idrovoro deve essere in grado di pescare quest'acqua in basso, sollevarla e portarla verso il mare. È molto significativo, guardate, vi faccio un esempio perché io abito a Rovigo e forse per me è familiare, ma quando voi venite in bassa pianura, a un certo punto vedete una montagnola, no? Quando nevica avrebbe voglia di sciarci, quando nevicava, anzi, scusate, uso il passato perché ormai non nevica più in bassa pianura, ma ci sono delle zone della pianura padana, della parte meridionale, emiliana e veneta, in cui l'argine del Po sta a più 16 metri sul livello del suolo e magari la casa sta a più 5 metri. Quindi vuol dire che quando il fiume è in piena, il pelo dell'acqua sta 4-5 metri sopra il tetto della casa come livello. Succede a Rovigo, succede a Bondeno, succede in tantissime situazioni. E magari ci sono zone che sono proprio delle trincee, perché questo succede per le argini del Po, succede per gli argini dell'Adi, succede per gli argini del Canal Bianco, quindi ci sono dei sistemi in cui l'acqua è sostanzialmente imprigionata tra argini e i fiumi scorrono pensili. E proprio in quelle condizioni l'azione delle idrovore diventa fondamentale e vai Tommaso, e sono anche molto belle da vedere, insomma la maggior parte è stata creata in epoca storica, un centinaio d'anni fa, o forse anche prima, altre sono più moderne, in ogni caso sono tutte tenute in condizioni di efficienza e in grado di funzionare, quindi sono tutte situazioni rispetto alle quali viene garantita una manutenzione costante. E sono edifici anche molto belli da visitare, sono iconici e qui vediamo una foto in bianco e nero, ma se cambiamo la vediamo a colori perché come dicevo prima non c'è spazio per la nostalgia, questi impianti devono funzionare pena il riallagamento dei suoli. Se vogliamo vedere anche una cosa che forse è molto familiare, no? Ormai alle scuole, l'Agenda 2030, i consorzi di bonifica dispongono di un tesoro di buone pratiche che corrisponde anche ad una responsabilità, perché come al solito, no? Se sei in grado di fare una cosa, poi la devi garantire. E i consorzi di bonifica non si tirano indietro da questo punto di vista. E questo è un po' il nostro bagaglio, diciamo così, di, di goal rispetto ai quali vogliamo fare la nostra parte.
E facciamo anche qualche esempio, no? Per esempio, per creare sicurezza idraulica, quindi perché il suolo non sia, il territorio non sia allagato, e per fare anche un po' scorta d'acqua, no? Per incamerarla quando c'è, per usarla quando serve, abbiamo pensato, e ce ne sono alcuni già realizzati, ma c'è una grande progettualità davanti, in attesa che il Ministero delle Finanze, perché ecco una cosa che non vi ho detto sul finanziamento, sul funzionamento dei consorzi di bonifica, è che a noi è deputata l'ordinaria manutenzione con i soldi che preleviamo dai consorziati. Le opere straordinarie, come le nuove opere, i nuovi canali, i rifacimenti di canali, devono essere autorizzati e finanziati dal proprietario di queste infrastrutture, che molto spesso è la regione, e comunque, diciamo così, i finanziamenti vengono anche dai ministeri. Quindi noi dobbiamo essere in grado di progettare, di avere una progettazione continua e diciamo uno dei filoni su cui si progetta è proprio questo, quello di creare questi laghi, o piccoli laghi, piccoli invasi, in cui scolare l'acqua quando è tanta, quindi fare delle casse di laminazione, perché diciamo, per far fluire lì l'acqua anziché farla finire nelle cantine delle persone, e darla poi per l'irrigazione quando serve. Vedete quel serpentone bianco che c'è lì, è proprio, diciamo così, una pompa galleggiante che pesca l'acqua dal bacino. Facciamo anche in questo caso ambiente e paesaggio, perché se vedete la foto che c'era in alto a sinistra, sto parlando troppo, lo so Tommaso, mi stai accelerando. Quella era una vecchia cava, una cava dismessa, un relitto industriale che è stato diciamo, bonificato, creato una situazione ambientale molto più piacevole e va a creare paesaggio e ambiente. La gestione ambientale, quindi, diciamo così, delle nostre infrastrutture e dei nostri canali è uno degli altri filoni su cui investiamo molto. Dicevamo prima, irrigazione, sicurezza idraulica, abbiamo visto che genera paesaggio, genera ambiente e servizi ambientali e culturali, come non so, la fruizione di quella signora in bicicletta ma corridoi ecologici, la biodiversità, il numero di piante, animali e insetti che possono insediarsi in queste aree umide e magari, non so, mi pare che arrivi un esempio, Tommaso, vero? Un lavoro che è stato realizzato a Favaro Veneto, ma abbiamo scritto un manuale pieno di queste opere, anche per lasciare una traccia. Vedete il prima con quel canale con le sponde in cemento e i palazzoni di Favaro Veneto, i palazzi, scusate, non volevo dare un'accezione negativa, i palazzi di Favaro Veneto sullo sfondo. In corso d'opera vedete l'opera che è stata fatta, cioè un po' alla volta rimuovere i rivestimenti in cemento, cavare delle aree a profondità mista in modo tale da creare habitat differenziati anche, perché non tutti gli animali e piante vogliono la stessa profondità d'acqua per vivere, e creando quindi le condizioni per, tra l'altro, rimuovendo quell'argine abbiamo più spazio per far arrivare acqua quando ce n'è tanta, abbiamo più spazio per trattenerne quando ci serve per l'irrigazione e abbiamo creato diciamo, un sito che può ospitare più piante, più animali e il risultato è quello che vedete. Non sembra neanche più lo stesso posto, no? Ma questo, chi ne beneficia? L'ambiente lo vedete, no? Piante, animali, adesso non posso fare una trattazione ecologica, è meglio così, però è visibile a colpo d'occhio, no, la differenza. Ma a beneficio di chi è anche? È anche a beneficio di coloro che abitano nei palazzi che vedete che sono rimasti là sullo sfondo. Il paesaggio è migliorato, ma è migliorata la risposta alla cosiddetta isola di calore, c'è molto più alberatura, quindi molto più ossigenazione, c'è un ambiente più fresco e più umido che dà luogo anche a una rieggiatura, una capacità anche del sistema di generare un conforto nel momento estivo di peggior calore. Quindi questo manuale di cui vi accennavo parla proprio di questo, no? Ambiente e sicurezza idraulica e irrigazione possono stare tutti insieme in un unico ragionamento che sta un po' al passo coi tempi, perché
si confronta con l'irrigazione, con l'urbanizzazione, col cambiamento climatico e dunque, diciamo così, questo è diventato il nostro nuovo lavoro. Con questo io vi voglio ringraziare, forse l'ho tenuto un po' lungo, spero di non aver annoiato più del giusto. E, e ovviamente chiudo dicendo che noi siamo qua a vostra disposizione, oltre diciamo alle presenze che ci saranno in classe. Per noi questa è un'altra missione, no? Quella di parlare delle cose che facciamo. Ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi e soprattutto poi dal confronto si cresce sempre, quindi ci fa anche piacere avere dei feedback. Io personalmente vi devo dire che quando ho un'idea che mi sembra buona, se ne parlo con qualcun altro diventa meglio e quindi mi farà piacere parlare con tutti voi di questi argomenti. Grazie Grazie. ancora. Grazie Filippo, grazie. Almeno a me non hai annoiato, nel senso che per me è un aggiornamento continuo quando ti sento, insomma, e riesco anche poi quando vado in classe a trasferire questi argomenti che poi cerchiamo di rendere più fruibili anche ai bambini, insomma, adesso ti sei rivolto, come dicevo, agli insegnanti, ma quando ci dobbiamo rivolgere ai bambini troveremo la chiave corretta per spiegare anche concetti un po' complessi, naturalmente. L'obiettivo di questo progetto è proprio discorso che faceva la dottoressa Menditto in apertura, è quella del cittadino di domani, ma anche di vedere con occhi nuovi il proprio territorio, di conoscerlo, di capire come funziona e di capire in che modo che quello che ci circonda sia frutto dell'opera dell'uomo o comunque anche appunto frutto di un equilibrio che bisogna cercare, che diceva prima Filippo. Per accompagnarvi, vi dicevo, l'ho lasciato un po' in sospeso, nel nostro sito, nella parte dedicata al progetto didattico Acqua Ambiente e Territorio, che è il contenitore anche del mio amico canale, potete trovare e scaricare l'ABC della bonifica, che è un glossario realizzato con le definizioni fatte su alcuni temi e parole chiave che abbiamo individuato e che abbiamo dato da compilare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il progetto Le stagioni della sostenibilità, che è quello dedicato alle classi appunto di queste scolarizzazioni. Ci sono anche dei video di approfondimento, questi non sono per i bambini, ve lo dico, forse per qualcuno di quinta, ma è un po' complesso. L'abbiamo fatto e pensato per i ragazzi delle medie e delle superiori, però ve lo consigliamo a voi insegnanti, se volete. Ci sono questi brevi video, insomma, massimo durano un quarto d'ora l'uno, ma ce ne sono anche da meno, e che approfondiscono tutte le cose che Filippo ha un po' spiegato oggi, che non aveva il tempo di raccontarvi e di andare nello specifico. Ci sono anche delle schede di approfondimento, in sostanza, che sono abbinate a questi video, che possono dare degli spunti per laboratoriali in classe. Logicamente voi dovrete fare opera di mediazione per il vostro tipo di scolarizzazione se vorrete utilizzarle, ma possono essere anche uno strumento di approfondimento. Sempre per voi docenti, lo stiamo inserendo in questi giorni nel sito, c'è il quaderno docenti, che è una raccolta di questi temi che vi abbiamo detto, fatti magari in modo un po' più complesso, un po' più esteso rispetto a quello che avete sentito oggi, e con immagini, con dei QR code che qui vedete, che si collegano ai video che approfondiscono quei temi che vi ho appena detto, e che può essere uno strumento utile per l'insegnante per andare a approfondire, per andare a rivedere alcuni aspetti, e che crediamo sia utile. Per quanto riguarda invece noi, il nostro modulo didattico, il mio amico canale, qui vi ho riepilogato brevemente, lo sapete perché avete ricevuto tutte le proposte di calendario e ci avete confermato appunto la vostra adesione. L'abbiamo anche concordato insieme in alcuni casi e vi ringrazio di nuovo di questo. Sono 3 incontri più un'uscita sul territorio.
Gli incontri sono: il primo è una lezione plenaria nella quale verrà Filippo, ci sarò io, ci saranno o il direttore Crestani che vi saluta, che non può essere presente oggi, ci sarà Diana in alcune scuole, insomma ci vedrà coinvolti noi con il consorzio di bonifica territorialmente competente. Nelle proposte di calendario io ho inserito anche il nominativo della persona, avete anche la mail dei nostri colleghi, che ringrazio perché anche stamattina e anche oggi sono numerosi collegati, e che seguiranno con noi il laboratorio. Poi la parte laboratoriale sarò io e Diana, come vi dicevo prima, che sono i 2 incontri successivi, sono tutte lezioni in presenza naturalmente, e l'uscita sul territorio è un'uscita che ha una duplice valenza. Cioè, da una parte ci servirà per completare il prodotto multimediale che andremo a realizzare nel laboratorio, perché ciascun laboratorio avrà un prodotto multimediale che andremo a realizzare insieme, che lo decideremo non preventivamente, ma conoscendo voi e la vostra classe. Quindi decidiamo, io e Diana, quando vi conosciamo, e vi proponiamo il format migliore e il prodotto multimediale che andremo a realizzare con la classe in base al primo incontro e a quello che è poi il colloquio che avremo con voi. E ci servirà appunto per fare dei video, per fare delle foto, per raccogliere informazioni che ci servono per completare questo prodotto multimediale, ma l'uscita diventa anche un evento che prevede la presenza delle autorità, possono esserci, non so, i referenti della regione, dei referenti dell'ufficio scolastico regionale, il sindaco del paese, naturalmente sicuramente il consorzio. Si possono invitare, lo abbiamo fatto dove ci sono le condizioni, anche più classi dello stesso plesso a vedere quello che fanno i consorzi di bonifica, perché vedrete in azione il lavoro dei consorzi, cioè vedrete, non so, dei macchinari, vedrete la manutenzione gentile, cioè come viene tagliata l'erba sui canali, perché viene tagliata in un certo modo, vedrete delle attività dimostrative, logicamente, e in alcuni casi anche degli interventi specifici. Avrete modo quindi di conoscere e di vedere da vicino, i bambini in particolare, quello che abbiamo un po' imparato durante il percorso. Una cosa di carattere, diciamo, organizzativo: l'uscita è un qualcosa che è importante, come avete capito, a livello didattico, ma anche proprio perché è un momento delicato e all'aperto. Dovrete capire che non l'abbiamo, come avete visto, concordato preventivamente. Dobbiamo vedere anche come si mettano le condizioni climatiche, quindi aspettiamo di incontrarci nella plenaria e poi con i referenti dei consorzi troveremo 1 o 2 date. Perché 1 o 2 date? Speriamo vada bene la prima, ma se piove o è brutto tempo o è piovuto i giorni precedenti in maniera copiosa, speriamo che piova, insomma, non durante l'uscita, però che ci serve l'acqua, ma ci sono delle emergenze particolari o non si può andare in quel territorio, allora in quel luogo, insomma, preposto, allora dovremo spostare l'uscita. Ok? Siccome è un'uscita che verrà fatta a piedi, quindi il canale è vicino alla scuola, anche tutto un sistema di autorizzazioni che comunque avete già predisposto, sarà solo da cambiare la data in sostanza di quella giornata. Quindi vi chiediamo un po' di flessibilità e di darci anche più alternative. Questo perché siamo io e Diana che ci muoviamo sul territorio, logicamente, ma abbiamo anche un'esigenza che non si sormontino le varie uscite con tutte le altre scuole del Veneto che sono connesse alla vostra. 22 classi in tutto il Veneto non sono poche da coordinare. Noi partiamo a metà febbraio e finiamo i primi di maggio con le attività, quindi è un qualcosa di complesso. Posso? Prego, Diana. Anche quando organizzeremo l'uscita, se la scuola partecipa con più classi, è chiaro che l'uscita comprenderà le 2 classi insieme nello stesso momento e quindi avrà una durata magari maggiore, perché per portare a termine la fase di laboratorio e produrre gli elaborati e le fotografie
girare i piccoli cortometraggi di cui abbiamo bisogno, ci serve comunque il tempo per fare anche quella parte. Quindi l'uscita avrà sostanzialmente due momenti: il momento in cui si sviluppa e si terminano i lavori del laboratorio, e il momento in cui si condivide l'esperienza, si presenta agli invitati, che possono essere anche i dirigenti scolastici o le autorità locali, come abbiamo già detto, e si interagisce con il personale dei consorzi, che ci mostrerà poi come effettivamente agiscono sul territorio. Nell'uscita, siccome il canale è il nostro amico canale, daremo anche un soprannome o un nome nuovo al canale stesso. Ok, quindi sarà una cosa simpatica, e che è anche un momento un po' che è un po' di cerimonia. Un amico lo chiamo per nome, in sostanza. Questa è un po' una nostra idea. Logicamente nel rispetto della storia di quel canale, del nome che è stato dato al canale stesso, insomma. Ecco, questo perché comunque hanno dei nomi, in alcuni casi sono dei numeri, in altri casi hanno dei nomi specifici che vanno anche studiati, quindi faremo un percorso magari diverso in base anche alla tipologia di canale che avremo a disposizione. I moduli didattici che vi proponiamo sono cinque tipi. Uno lo abbiamo chiamato Spot Market, sono una sorta di cartelloni pubblicitari animati, sono dei piccoli video come l'intervallo, diciamo così, della RAI, e vogliono raccontare un po' il canale da un punto di vista estetico, naturalmente, ma anche ambientale. Poi abbiamo il Bonifica Quiz, che è un video vero e proprio in cui si ricrea un po' la situazione del milionario, chi vuole essere milionario, in cui i bambini si sfidano, ma realizzando questo video appunto, a rispondere a delle domande, a sbagliarne o a vincere il premio finale. I bambini saranno attori di tutti questi moduli, di tutti questi format e di questi laboratori. Le storie d'acqua sono delle slideshow, quindi si racconta con dei disegni, con delle fotografie generate, create dai bambini stessi, la storia del canale e le sue funzioni. Tutti questi laboratori hanno questo scopo. C'è una parte dedicata anche a un breve TG, si potrà realizzare un breve TG. Naturalmente non lo proponiamo ai bambini più piccoli di seconda, ma lo proponiamo magari alle scolarizzazioni come la quarta e la quinta, quella del giornalismo. O la creazione di un piccolo documentario, cioè di raccontare le varie funzioni del canale, la sua storia, o una piccola storia, chiamiamola così, attraverso questo tipo di metodologia. Siccome si useranno immagini, non in tutti i casi, anche dei bambini, c'è il bisogno di avere una liberatoria. La liberatoria ve la forniremo per tempo e va sottoposta ai genitori, e in base poi a quello che avviene dai risultati, se i genitori danno la loro autorizzazione, noi procediamo in questo senso, o in un senso o in un altro. Non c'è nessun problema se c'è qualche bambino, qualche genitore, perché qualsiasi motivo il genitore non ritenga opportuno utilizzare la sua immagine, non verrà coinvolto direttamente. Troveremo magari un modo per coinvolgerlo, non troveremo, ci sarà sicuramente un modo per coinvolgerlo direttamente nelle riprese, nella parte grafica, quindi di elaborazione, cioè non vi preoccupate di questo, non lasciamo nessuno da solo, insomma, in sostanza, o non coinvolto direttamente. Ogni fase è coperta dai bambini, sia che si tratti di un documentario che di uno slideshow fatto con i disegni. La parte di montaggio è un lavoro che richiede tempo e sarà un mio lavoro e quello di Diana. Sì, rispondo al messaggio in chat. I genitori appunto che non dovessero dare l'autorizzazione per le riprese, noi in base al tipo di laboratorio che viene concordato con l'insegnante, procederemo non riprendendo il bambino, ma questo non vuol dire che il bambino che non viene ripreso non partecipi al laboratorio, ma semplicemente parteciperà con uno dei ruoli di backstage, ovvero chi magari fa le fotografie, chi
usa la videocamera, chi prepara i costumi, eccetera, perché in alcuni format di laboratorio non tutti i bambini faranno lo stesso ruolo o la stessa mansione. Nei format in cui si producono dei video, la classe lavorerà come una sorta di troupe cinematografica dove ognuno svolgerà un ruolo diverso per raggiungere un elaborato comune. Sì, esattamente. Ecco, questo è un aspetto importante, quindi non vi preoccupate. Le liberatorie sono conformi e solitamente ne ho elaborati anche in contatto con i dirigenti scolastici che partecipano a questo progetto. Le abbiamo elaborate anche insieme con tutte le normative aggiornate. Dovesse esserci qualsiasi problema, ci sentiamo e troviamo la soluzione migliore. Voi sapete che comunque queste immagini non è che noi poi le utilizziamo, l'elaborato finale per farci pubblicità o per metterli in canali, ma vengono inseriti nel nostro sito istituzionale, naturalmente, nascosti che si possono vedere e non scaricare solo attraverso il nostro sito, e se vengono utilizzati in altri ambiti viene chiesta l'autorizzazione alla scuola e quindi poi ai vari genitori. È un'attività di promozione del progetto stesso, non che andiamo a mostrare, la promozione deve essere intesa in questo senso, non una promozione commerciale naturalmente. Ecco, AMBI non ha uno scopo commerciale, quindi noi non ricaviamo niente e naturalmente i canali utilizzati sono canali istituzionali di enti, cioè regione, ufficio scolastico regionale e noi, insomma, di AMBI Veneto. Basta, non c'è altro. E del consorzio competente che se in accordo con la scuola vuole inserire nel suo sito la possibilità di vedere il video, attenzione, di vedere il video, lo può fare tranquillamente. Ecco, quindi c'è la parte anche quella dell'uscita nella quale ci saranno anche alcune autorità, può esserci il sindaco, come vi dicevo, e quant'altro, e c'è anche la stampa, attenzione, possono venire anche dei giornalisti e quant'altro, allora non preoccupatevi che anche lì ci sarà una liberatoria ulteriore che vi faremo avere. Ecco, questo è un aspetto importante. È un ulteriore, perché è un'occasione pubblica, guardate che in realtà i giornalisti potrebbero fare una foto e non pubblicarla. Questa è una cosa un po' delicata, però essendo non dovrebbero oscurare tutti i visi naturalmente dei bambini, ma poi se c'è un accordo con voi possono essere l'anno scorso ce ne sono stati tantissimi articoli con la foto di tutta la classe che mostra il cartello e assieme alle varie autorità e non c'è stato nessun problema. Ma io capisco benissimo la difficoltà di questi temi e e troviamo la soluzione migliore con voi, insomma, ne parliamo e troviamo una soluzione. Ecco, questi sono un po' gli aspetti principali. Non so, Diana, se c'è qualcos'altro da un punto di vista da aggiungere, se no vi lascio lo spazio, se avete delle domande fatemelo pure. Io mi scuso con un insegnante che ci siamo accorti che l'indirizzo mail che avevate inserito nel modulo Google non era quello corretto. Con qualcuno sono riuscito a correre i ripari, con altri no. So benissimo che quando si compila il modulo Google il telefono, magari lo avete fatto con lo smart, corregge alcune cose come vuole e possono generare dei problemi perché poi la mail non è quella corretta e a noi magari non torna indietro dicendo che non esiste nessuno e quindi con quell'indirizzo e quindi ci crea una difficoltà di comunicazione. Spero che con chi ha avuto questo problema di aver risolto, insomma comunque ci sentiamo in privato, adesso avete tutti i contatti. Sì, volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda il materiale che ci serve per sviluppare il laboratorio. L'attrezzatura, diciamo, per le riprese, le fotografie, di solito la mettiamo a disposizione noi formatori direttamente per gli alunni. Chiediamo magari un po' di collaborazione per quanto riguarda eventuali fotocopie, soprattutto se parliamo di
format in cui facciamo fare ai bambini disegni o elaborati appunto grafici, perché magari in questo modo ci aiutate ad avere il materiale sul momento e quindi vi portiamo noi magari delle fotocopie la mattina stessa per poterle poi distribuire ai ragazzi. Sì, certamente, sì, non sono centinaia di fotocopie, No, sarà una o due a ecco, testa. massimo, insomma, ecco, questo è quanto. Se serve, comunque ci sono dei problemi, me lo dite prima e le prepariamo anche noi, quindi preventivamente, insomma, ci adoperiamo per questo. E la dotazione che viene chiesto, ecco, Diana prima ha parlato di costumi, attenzione. Noi non vogliamo perché capita che magari si devono travestire per impersonare dei personaggi, i bambini, ma non vogliamo che comprino niente i genitori, perché dopo ci è capitato, a me è capitato un bambino simpaticissimo, è arrivato con i pali da mettere sui canali, sul canale e ha fatto comprare alla mamma un palo di 2 metri, cioè una roba. Ed è stato simpaticissimo perché poi l'abbiamo utilizzato per il video, però ecco, lui si è inventato tutto e non siamo riusciti, però non vogliamo far spendere niente a nessuno. Quindi in economia con le cose che ci sono, con le cose che ci si presta tra compagni, che è la cosa migliore, e ci si organizza, insomma. Ecco, Siamo fortunati che siamo vicini a Carnevale, quindi penso che ecco, i i costumi non primi. ci mancheranno. Esatto, esatto. Ecco, quindi con le classiche partiremo, insomma, a metà febbraio sarà così. Quindi attenzione anche a questo, non chiediamo niente di più, insomma, tutto qua. Sì, come tempistiche siamo un po' distribuiti nell'arco della primavera, proprio perché dobbiamo coordinarci con tante classi, perciò ci saranno delle classi che inizieranno subito qui a febbraio e altre classi che invece inizieranno con i laboratori ad aprile. Certo, sì, sì, ecco, abbiamo scaglionato un po' gli inizi, non cominciamo tutti in febbraio. Altra cosa, il tempo, la meteorologia per fare le uscite. Logico che può capitare che magari con qualche scuola finiamo e per esigenze che quel canale non ha l'acqua, perché alcuni canali hanno acqua solo in determinati periodi, altri ce l'hanno tutto l'anno. Concorderemo, magari finiamo il laboratorio e passerà magari anche una quindicina di giorni per fare l'uscita, anche di più in alcuni casi. Io tenderei però ad avere le scuole, cioè di concludere l'esperienza in tempi in modo che sia qualcosa di significativo, insieme in sostanza. Quindi di accorpare quello che si dice, le attività con una cadenza settimanale, come avete visto che vi ho proposto, ma l'uscita può spostarsi un pochino nel tempo, ecco, basta non andare un mese oltre, ecco. L'anno scorso con una scuola abbiamo rinviato 4 volte l'uscita, per dire, cioè per un motivo o per un altro. Ecco, queste sono cose un po' complesse. Dimmi, Diana. Rispondo a una domanda nella chat. Le proposte dei vari laboratori verranno decise nella giornata plenaria. Allora, per quanto riguarda le date, voi dovreste già aver ricevuto tutti la mail con la proposta di calendario per la parte proprio in classe di No, laboratorio. forse intendono Durante la format. plenaria decideremo la data dell'uscita. Il format lo scegliamo anche quello dopo la plenaria, perché anche noi stessi formatori non conosciamo il canale e le specificità del canale scelto vicino alla scuola, e quindi durante la plenaria sentiamo anche noi quelli che sono i contenuti che ci Più da propongono i vicino, in colleghi sostanza. dei vari consorzi, e lì possiamo anche decidere che trattamento dare a quel tipo di contenuti. Se è un canale storico magari privilegeremo un qualcosa di narrativo, documentaristico. Se è un canale invece magari più piccolino o che ha delle altre caratteristiche, potremo valorizzarlo in un altro modo, creando per esempio uno storytelling specifico per dargli una caratteristica nuova. Questa cosa modulata con eventuali difficoltà di liberatoria, quindi vanno aggiunte anche queste cose, ne parliamo insieme con voi, e poi anche un po' con tipologie di classe. Parlando con voi mi dovete raccontare, insomma, noi vedremo nella plenaria se è una classe vivace o meno, insomma, ma da un primo incontro logicamente noi ci facciamo un'idea minima di quello che può essere, anche se facciamo questo lavoro
da tanto tempo. L'importante è quello che il feedback con voi, cioè quello che voi ci direte e ci racconterete in sostanza di questo. Ecco, tutto qua. E quindi combineremo insieme, sceglieremo il format anche in base a questo. Non so se ci sono altre domande, che anche attivare il microfono e parlare non c'è problema. Bene, vedo che non c'è altro. Mi sembra di no, vero Diana? Non ci sono mani alzate. Bene, allora io vi ringrazio. Spero che oggi abbiamo dato un po' un'infarinatura generale. Ai bambini, qualche insegnante mi ha già scritto preoccupato se devono dire qualcosa, raccontare qualcosa su questi temi. Allora, naturalmente, sapere che cos'è un fiume, che cos'è queste cose, ma insomma avrete già fatto ed è qualcosa di base, ma non serve altro. Quello che faremo in classe poi sarà a partire da zero e lavoreremo con loro in questo senso, quindi non preoccupatevi. Anche la prima lezione, quella plenaria, in cui è divisa in due momenti. La prima è Ambiveneto, che racconta cosa fanno i consorzi, che cos'è un consorzio e cosa fanno in Veneto, per capire un po' quello che avete visto oggi, diciamo. E poi successivamente faremo una parte dedicata con il consorzio di bonifica al canale, cioè il consorzio ci racconta cosa fa lui nel suo territorio e ci darà delle notizie in più sul canale che impareremo e ascolteremo assieme. La lezione sarà frontale, però attenzione, una cosa importante è capire che noi cercheremo di dare più informazioni possibile. Non dura 2 ore, ma cercheremo anche di essere un po' più brevi. Però ho fatto in modo quest'anno di lavorare sulla presentazione in modo da creare una sorta di sfida a squadre tra gli alunni, in modo che ascoltino e diano delle risposte in base a quello che raccontiamo e diciamo, raggruppando per aree tematiche. Questo per rendere l'intervento più meno frontale, insomma, ecco, che ci sia un po' più di interazione, che comunque c'è perché i bambini ci chiedono e noi li coinvolgiamo, cerchiamo di farli osservare, cioè le immagini che useremo e quant'altro sono immagini che devono creare curiosità. Ho visto nella Sì, c'è mail. una domanda. Sì, ho visto. Chiede un insegnante se è possibile sapere il nome delle persone che parteciperanno alla giornata della plenaria e che Sì, poi ve lo diremo per terranno. tempo. Voi qualcuno mi ha già segnalato che ha bisogno di saperlo prima per predisporre tutta una serie di cose e serve anche il documento di identità. In alcune scuole no, non serve, o lo si può consegnare al momento. Comunque noi prima di partire con la plenaria vi mandiamo un messaggio, una mail con tutti i nominativi delle persone. Se voi avete bisogno della carta d'identità e quant'altro, ditecelo subito e anche in questi giorni potete già scrivercelo e noi ce lo annotiamo e faremo in modo, insieme ai nominativi, di mandarvi già i documenti. Collegati oggi ci sono anche i nostri colleghi dei consorzi, vedo Remy, vedo Francesca, c'era Giulia prima, c'era Tiziana ed altri che sono collegati, Giorgia e anche mi sembrava, non mi ricordo, scusate se non vi nomino tutti, ma non vi vedo tutti quanti qua e saranno loro principalmente i referenti dei consorzi che vengono in classe, ma potrebbe esserci anche magari un presidente che viene a salutare i bambini e a dare il via ai lavori. Sempre in questo caso ve lo diremo per tempo e non c'è nessun problema, insomma, per le autorizzazioni e quant'altro. Ecco. Se c'è altro. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio della pazienza e spero che ci divertiremo insieme, ma sono certo, insomma, perché è anche un divertimento per noi venire a conoscere i vostri alunni e conoscere voi di persona. Ecco, buon lavoro, buona serata e grazie. Ringrazio anche Filippo e tutti i colleghi dei consorzi che sono stati collegati e voi insegnanti, naturalmente.
Buona serata, arrivederci. Buona serata. Grazie, buona Grazie, serata. grazie. Grazie, buona Buona serata. serata, saluti. Grazie.